L'Europa è di nuovo divisa. Ad ovest la vaccinazione contro il Covid è massiccia, ad oriente gli immunizzati sono ancora pochi. La vittoria elettorale del socialdemocratico Scholz rilancia il ruolo della Germania sullo scacchiere dell'Europa orientale e balcanica. I governi di Varsavia e Praga i ferri corti per la mancata chiusura della miniera di lignite e carbone di Turów, al confine tra i due paesi. 30 anni fa a Bari approdò la Flora con a bordo 20.000 immigrati albanesi, il ricordo dei marinai protagonisti della traversata. La Grecia piange Theodorakis, l'autore della melodia di Zorba il Greco e di altri capolavori della musica colta e popolare ellenica. Il coronavirus ha creato una nuova cortina di ferro che sta spaccando l'Europa. L'Ovest vaccinato, l'Est no. Drammatica è la situazione in Ucraina, una nazione ancora in guerra per il Donbass, dove con 2 dosi è stato vaccinato solo il 13% della popolazione adulta. Eugenia Benigni ha lavorato in Ucraina per delle organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti e della salute delle donne. Il motivo principale è la diffidenza degli ucraini nei confronti dei vaccini in generale, che risale ancora al periodo sovietico e che in tempi più recenti, tra il 2016 e il 2019, ha causato delle epidemie di morbillo e di rosolia. C'è molta disinformazione nei social media, in parte originata anche dalla Russia, secondo quanto dicono i servizi segreti ucraini. Attualmente il 50-60% della popolazione dichiara di volersi vaccinare, mentre tra gli operatori sanitari ben il 40% dichiara di non volersi vaccinare. Inoltre la diffusa corruzione in tutti gli ambiti, inclusa la sanità, contribuisce a questa diffidenza. La Russia, nazione che tra le prime è riuscita a produrre un vaccino, lo Sputnik, che esporta in tutto il mondo, fino ad ora è riuscita a vaccinare solo il 28% della propria popolazione. I Balcani, nella campagna vaccinale, sono un buco nero. In Bosnia ed Erzegovina, paese che soffre ancora le devastazioni della guerra, con 2 dosi è vaccinato solo il 14% della popolazione. Altissima la mortalità. Dall'inizio della pandemia il numero di decessi per milione di abitanti in Bosnia è di 3.230 morti. In Italia questo indice è di 2.167. Quello che mi rattrista come uomo e come medico è che le persone non vogliono vaccinarsi, stanno sottovalutando il pericolo. Purtroppo, se ci paragoniamo all'Europa, siamo molto indietro con il numero di vaccinati e temo che per questo pagheremo un prezzo molto alto. In Macedonia, dove i completamente vaccinati sono il 35% della popolazione, tragedia nella tragedia. Nella città di Tetovo è andato a fuoco un ospedale da campo per malati di Covid, 10 pazienti morti. Nel dettaglio, nei Balcani, in Albania e in Kosovo i vaccinati sono il 27% della popolazione, il Montenegro il 33%, in Serbia, nazione dove sta per iniziare la produzione di vaccini, è immunizzato il 43% della popolazione. In Romania, con 2 dosi, è immunizzato solo il 28% dei cittadini, percentuale pessima ma migliore che non nella vicina Bulgaria, dove gli immunizzati sono solo il 19%. Accanto ai timori verso possibili effetti collaterali dei vaccini, a giocare un ruolo importante è la forte tradizionale sfiducia nei confronti delle istituzioni. Se lo Stato ti regala qualcosa, allora dietro ci deve essere un inganno. È questo il pensiero condiviso da milioni di bulgari, che resiste nonostante gli alti tassi di mortalità e contagio da Covid-19. A nord migliore la situazione in Lituania, dove il tasso di vaccinati è del 60%, mentre in Lettonia e Estonia supera a stento il 45%. Tiepidi sui vaccini anche in Europa centrale. Tra i polacchi la percentuale di completamente immunizzati è del 51%, in Repubblica Ceca il 55%, in Slovacchia il 41%, in Ungheria è vaccinato il 59% degli adulti. Anche in Croazia il movimento Novax è molto forte. Nel paese i completamente vaccinati sono solo il 42% della popolazione. In Slovenia sono il 48%.
A Lubiana, gruppi di Novax, appoggiati dagli ultras della squadra di calcio dell'Olimpia, hanno tentato di irrompere nel Parlamento. L'affermazione dei socialdemocratici di Scholz nelle elezioni federali in Germania è un cambiamento importante per il quadro politico in Europa, soprattutto nella parte orientale balcanica del continente. Le trattative per la costituzione del nuovo governo di Berlino saranno lunghe e non è nemmeno escluso un rientro nel gioco della CDU-CSU orfana della Merkel. La vittoria di Scholz e l'affermazione dei Verdi e dei liberali però indica una chiara volontà di cambiamento degli elettori tedeschi. Secondo Georg Meyer, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, si tratta di una svolta epocale. Cambia un'era nel senso, io trovo dei precedenti storici, soprattutto nelle dimissioni di Bismarck nel 1890. Aveva realizzato la Germania, l'ha condotta e ha condotto l'Europa per un ventennio praticamente fino appunto al 1890, e qui, senza forse arrivare agli stessi livelli, indubbiamente la cancelliera uscente ha segnato profondamente la vita politica europea e internazionale, con una sua sostanzialmente molto abile capacità di mediazione. Entro certi limiti può anche essere applicato alla cancelliera. I socialdemocratici sembrano decisi a incrementare l'attenzione che la Merkel aveva per i paesi dell'Europa orientale, ispirati in questo dall'esperienza storica della Ostpolitik di Willy Brandt. Un cancellierato del Partito Socialdemocratico potrebbe proseguire la politica della Merkel, in particolare penso ai Balcani. Per Berlino negli ultimi anni sono stati considerati un obiettivo fondamentale di coinvolgimento proprio strategico, economico, politico, ma ancora con più grinta rispetto forse a quanto abbiamo finora visto. Ma quali sono i motivi che spingono la politica tedesca a interessarsi dei Balcani? I Balcani sono diventati comunque un crocevia di commerci, purtroppo talora di traffici di ogni tipo, che l'Europa non può fingere di non vedere. Si tenga soprattutto presente che quelli che erano soggetti fortemente interessati, storici all'area, i russi sono sempre interessati naturalmente all'area, e in più si è inserita evidentemente come un macigno la Cina, siccome è un po' indubbiamente un problema dell'Unione Europea quello di cercare quantomeno di contenere l'espansione cinese sui nostri territori. È evidente che noi non possiamo, e quindi anche la Germania, comunque potenza in qualche modo guida dell'Unione Europea, non può fingere di ignorare l'area balcanica. Per Berlino è fondamentale il rapporto con la Russia, un dialogo condizionato ancora dalle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. La Germania è schierata saldamente sul fronte atlantico. La futura Ostpolitik di Scholz si concretizzerà anche con i deputati che ha fatto eleggere al Bundestag. Tra questi c'è Jasmina Hostert, 38 anni. Quando era bambina, nell'ottobre del 92 a Sarajevo, una bomba le strappò un braccio. Fu portata in Germania e qui operata. Da giovanissima si avvicinò alla politica per poter aiutare altri immigrati a inserirsi nella società tedesca, e ora questa giovane madre è stata eletta in Parlamento. La Polonia dovrà pagare all'Unione Europea €500.000 al giorno per non aver cessato le attività di estrazione della lignite nella miniera di Turów. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia della UE, con sede in Lussemburgo, nell'ambito di una causa che vede contrapposte Repubblica Ceca e Polonia, paesi che fanno parte del patto di Visegrad. Turów, una delle più grandi miniere a cielo aperto in Europa, in Polonia si trova vicino al confine con Germania e Repubblica Ceca. Per i governi di Varsavia e Praga è una grana che non sanno come gestire. Il giacimento di lignite è in Polonia,
ma l'attività d'estrazione inquina le falde acquifere della vicina regione ceca di Liberec. Nel 2020 la Polonia ha prorogato di 6 anni il permesso di estrazione di lignite a Turów senza alcuna valutazione di impatto ambientale. E proprio contro questa proroga Praga si è appellata alla Corte di Giustizia della UE. In Polonia il 70% dell'energia elettrica viene prodotta bruciando carbone o lignite nelle termocentrali. Questo verdetto è estremamente dannoso per le relazioni polacco-ceche. La Polonia con la sua produzione garantisce stabilità al sistema energetico dell'Europa occidentale. Per questo non fermeremo l'attività della miniera e della centrale elettrica di Turów. L'impianto garantisce dal 4 al 7% dell'energia prodotta in Polonia. Il verdetto della Corte è inapplicabile. È impensabile che il governo, da un giorno all'altro, tolga l'energia elettrica agli abitanti di Bogatynia o Zgorzelec. Li lasciamo al freddo per rispettare la sentenza della Corte dell'Unione? Non è un verdetto equo. La sentenza della Corte dell'Unione Europea crea difficoltà anche al premier populista ceco Andrej Babiš. In Europa la Repubblica Ceca, dopo la Polonia, è il maggior produttore di elettricità derivata dal carbone. I cechi questo venerdì e sabato saranno chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento e il governo. Neanche il governo di Babiš, preoccupato per l'impatto ambientale ed elettorale dell'ampliamento della miniera di lignite, ha sventolato questo parziale successo. Aveva chiesto una multa 10 volte superiore, probabilmente perché aver cercato e trovato aiuto nelle strutture giudiziarie comunitarie non si addice alla sua campagna elettorale in salsa nazional-populista e anti-europeista. Per non parlare del fatto che la Cechia dipende ancora dal carbone per il 50% del suo fabbisogno energetico, non troppo meglio del 70% polacco. Meglio tacere dunque anche per non offrire una facile sponda al suo avversario politico Ivan Bartosz, leader del Partito dei Pirati, molto sensibile alle tematiche ambientali. In Polonia, nelle miniere di carbone e lignite e nel sistema energetico delle termocentrali a carbone sono impiegate circa 120.000 persone, altre 60.000 nell'indotto. Una parte consistente dell'energia prodotta con il carbone viene venduta alla vicina Germania. Hanno passato 30 anni, mi ricordo certamente molto bene, era un bel tempo, la nave era tornata dal lungo viaggio, Francia, Olanda, Cuba, e siamo venuti in Albania con zucchero, circa 10.000 tonnellate, 10-500.000 tonnellate. La nave era durante scaricazione, operazione del scarico, vedo che in porto la porta principale aperto e arrivano molto persone immediatamente. Il porto è aperto, la voce si era diffusa in tutto il paese, persino la radio lo aveva annunciato. Halim Milaci nel 1991 era un giovane comandante, oggi definito un eroe per essere riuscito a portare in salvo sulle coste italiane oltre 20.000 persone. La Vlora salpò da Durazzo nel tardo pomeriggio del 7 agosto, rimase qualche ora ferma nello specchio di mare davanti al porto, poi prese il largo, arrivando a Bari la mattina dell'8 agosto dopo circa 18 ore di navigazione. Sai, 20.000 persone a bordo, sai che tragedia. E le persone sulla nave sono state anche sulle antenne delle radar, antenne delle radio, e tante volte fermano le antenne del radar, che non potevo vedere niente in radar. E era non so, non posso spiegare. Non sarebbe stato un problema arrivare in Italia se avessimo completato i lavori di manutenzione, ma non era così. Abbiamo chiesto una mano alle persone che si erano imbarcate, meccanici, artigiani, gente che faceva altri mestieri. Dovevamo preparare l'imbarcazione che non era pronta a partire. Non ho avuto paura, ho fatto viaggi molto difficili, quello è stato uno dei tanti.
A Bari l'ordine di non fare attraccare quella nave, inizialmente diretta al porto di Brindisi, non fu ascoltato. Gli albanesi si riversarono sulla banchina e poi furono trasferiti nello stadio della Vittoria. Quasi tutti nei giorni successivi furono rimpatriati. Tra questi Florian Blaca, oggi medico chirurgo a capo di una clinica odontoiatrica a Durazzo. Siamo andati, siamo saliti senza pensare due volte. Senza acqua, senza cibo, senza bagno dove andare. Il primo pensiero era acqua, solo acqua. Eravamo così, il desiderio forte di bere che eravamo proprio secchi. Qualche volta mangiavamo anche zucchero perché la nave era piena di zucchero. Siamo stati tra i primi a scappare dallo stadio. Ci hanno portati poi all'aeroporto e ci hanno detto che vi portiamo a Roma. Infatti tra mezz'ora abbiamo rivisto l'aeroporto di Tirana. Oggi gli albanesi residenti in Italia sono 420.000. Imprenditori di origine albanese sono titolari di 32.000 imprese individuali registrate nel nostro paese, soprattutto nei settori costruzioni, manifatturiero e terziario. Più recentemente anche gli italiani hanno scelto l'Albania come sede delle proprie aziende. Un legame sempre più solido tra i due paesi che potrebbe essere ulteriormente rafforzato dall'attesa conclusione del processo di integrazione europea. Un terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito lunedì scorso l'isola greca di Creta. Una persona è morta, un operaio che stava svolgendo dei lavori all'interno di una chiesa di Arkalokori, il centro abitato più colpito dal sisma. Una dozzina i feriti, sono migliaia le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Per il resto del mondo Theodorakis era il compositore del Sirtaki, ma per la Grecia Mikis, come lo chiamavano tutti, era un simbolo. Un mese fa si spegneva, 96enne, nella sua casa di Atene, un artista, un attivista, un uomo che ha intrecciato il suo destino indissolubilmente con quello del suo paese per quasi 80 anni. Un pellegrinaggio ininterrotto nella cattedrale di Atene durante i 3 giorni di lutto nazionale. Istituzioni, anche, ma soprattutto amici, quelli che Mikis Theodorakis conosceva e quelli che non conosceva ma sapeva di avere. Siamo venuti per salutare Miki, con cui sono cresciuto, che mi ha insegnato a combattere e ad essere forte. Ha lasciato un segno in me in tutta la Grecia. Siamo cresciuti con le sue canzoni, le abbiamo amate, cantate, ballate, abbiamo pianto per loro. Tutta la nostra vita è legata a Theodorakis. Nato a Creta nel 1925 a 18 anni, durante l'occupazione italo-tedesca, inizia gli studi al Conservatorio di Atene ed entra in contatto con la Resistenza. Più volte è catturato, subisce lunghe carcerazioni e torture, anche durante la successiva guerra civile, quando milita nelle file dei cosiddetti ribelli. Nel 1950 riprende gli studi, si diploma, inizia a comporre, diventa l'astronascente della nuova musica greca, viaggia tra Parigi, Londra, Mosca, scrive pezzi sinfonici, balletti, opere, riprende e rinnova la ricchissima tradizione popolare musicale. Sono anche gli anni delle collaborazioni con grandi registi cinematografici, da Dassin con Fedra a Kokoyannis con Zorba il Greco, e della fama. Nel 67 la Grecia cade in mano ai colonnelli. Theodorakis entra in politica attivamente nel nuovo partito della sinistra greca, il vecchio messo al bando. Viene arrestato, vede molti suoi compagni di lotta morire nelle carceri mattatoio. La comunità internazionale si mobilita, viene liberato, confinato con la famiglia. La sua musica proibita diventa la voce della resistenza. Nel 1970 arriva in Francia. In Europa la sua presenza è un faro acceso sulla Grecia. Sono venuto in Europa per denunciare davanti all'opinione pubblica internazionale. Ho giurato di continuare a combattere per il popolo greco come per i compagni caduti sui campi di combattimento. Cercherò di rappresentarli, cercherò in ogni momento e in ogni occasione di esserne degno.
Un uomo dalle grandi passioni politiche ma anche dalle grandi contraddizioni. Nel 90 si avvicina alla destra e diventa ministro della cultura. Durante la tragica crisi economica combatte e critica le drastiche misure imposte dalla Troika. Attacca il governo Tsipras, non rinuncia 94enne a schierarsi contro l'accordo sul nome della Macedonia del Nord, arringando una folla di estrema destra. Ma Theodorakis per la Grecia resta il simbolo di una storia difficile e controversa come gli anni che il paese ha dovuto patire. Anche nella sua Creta la folla si accalca, è qui che voleva tornare, le sue ultime volontà le affida al segretario generale del Partito Comunista Greco. Alla fine della mia vita, al momento del bilancio, i dettagli vengono cancellati dalla mente e le grandi cose rimangono. Ho trascorso i miei anni più cruciali, energici e maturi sotto la bandiera del KKE. Voglio lasciare questo mondo da comunista.